Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Con Ferruccio Tassin iniziamo una serie di appuntamenti dedicati alla ricorrenza del centenario della Grande Guerra, ma una ricorrenza un po' particolare, cioè i 100 anni esattamente cosa succedeva 100 anni fa. Cosa vuol dire? Qui una volta c'era il confine fra Italia e Austria, ma in particolare c'erano i friulani sotto l'Austria e i friulani sotto Italians. Allora andiamo un po' a rivivere quello che era la vigilia di quello che poi sarebbe diventata la Grande Guerra. Ferruccio Tassin, iniziamo da questo monumento, perché? Perché questo monumento cosa racconta? Questo monumento racconta che qui sono morti in 30 per la loro patria che era l'Austria. Erano italiani di cultura, italiani di nazione, ma per conformazione statuale erano austriaci e quindi sono andati a combattere per l'Austria. Un momento non erano sotto l'Austria, erano con l'Austria, perché si dimentica molto spesso, facendo una confusione terribile e un errore macroscopico di storia proprio, che queste terre non sono state conquistate dall'Austria, ma sono passate per eredità quando si è estinto nell'anno 1500 l'ultimo conte di Gorizia. Quindi niente domini, niente soprusi, niente tormenti, ma semplicemente facevano parte di uno Stato plurinazionale, essendo friulani italiani all'interno dello Stato austriaco. Ecco, ricordiamo che poi fino al 1797 c'era il confine tra Venezia e l'Austria. Sì, qui c'era il confine tra Venezia e l'Austria, poi è stato un confine ondivago quando Napoleone perdeva, vinceva, tant'è vero che il barone Baselli, parroco di Gradisca, disse che qui niente più Te Deum perché non si sa più chi vince e chi perde, e per un Te Deum il vescovo di Udine era stato a rischio di fucilazione per un Te Deum sbagliato. Ecco, qui c'era il confine a est avevamo la cultura tedesca, slava e ungherese, è bene non dimenticare, e a ovest la cultura italiana. Confini vuol dire scontro, vuol dire separazione, ma vuol dire anche confine, cioè il luogo dove i territori si toccano e la gente si scambia, quello che il poeta Celso Macor chiamava il confine buono. Ha sottolineato una cosa importante, comunque tra le genti c'era scambio comunque, no? Tra le genti c'era scambio e tra le genti c'erano maggiore intesa o minore intesa a seconda che i potenti scagliavano i loro messaggi perversi in una maniera o nell'altra. Quindi dipende tutto da chi comandava, perché la gente era ovviamente costretta, volente o nolente, ma solitamente volente, a scambiarsi esperienze, e soprattutto questo è testimoniato dai matrimoni. I matrimoni tra uno Stato, da una parte e l'altra, al di là del confine, ecco, c'erano, quindi questo vuol dire che i rapporti erano ottimi. Missioni per esempio nei Balcani, no? Perché sono stati i Balcani la causa scatenante della guerra. D'altra parte la politica imperialistica austriaca, l'Austria si è ammazzata da sola, perché prima la Bosnia e l'Erzegovina nel 1908 e poi puntava alla Serbia, ma anche i nostri percepivano a Vienna che qualcosa doveva succedere. Per esempio c'è uno studente di Capriva che si chiamava Gildo Grion, che si manteneva agli studi di giurisprudenza facendo piccolo commercio di uova. Già nel 12 diceva quanta elettricità nell'aria, scrivendo al proprio parroco,
dice poi scoppierà la guerra e noi finiremo tutti e addio a tutti gli sforzi eccetera, eppure questo faceva parte del movimento cattolico ed era scritto anche alla Lega Nazionale. Purtroppo finì come aveva profetizzato per se stesso, finì in Serbia, non si sa dove sia morto, dove sia sepolto. Senta, la storia purtroppo ogni tanto viene trascritta, no, in modo non corretto, e grazie anche a un sindaco qualche anno fa di Chiopris Viscone, che è l'amico Vittor, si è pensato di recuperare quest'area per dare giusta e degna sepoltura a coloro che hanno combattuto per difendere i loro ideali. No? Più che altro, più che sepoltura, è una simbolica sepoltura, perché purtroppo l'Italia, nonostante sia un grande paese, non si è mai data la preoccupazione di vedere dove siano morti, dove siano sepolti quelli che pur da morti sono diventati sudditi e poi cittadini italiani. Nello Vittor ha fatto fare questo monumento, lui guidava l'amministrazione comunale quella volta e questa volta Carlo Schiff ha fatto scrivere i nomi, l'attuale sindaco, e mi pare che sia un atto di giustizia elementare, ma non per esaltare la guerra, ma per ricordare quando la guerra è finita e quanto ci è costata. Purtroppo l'Italia questo dimentica. Sì, purtroppo si dimentica, e si dimentica che questi sono, non dico gli italiani migliori, ma certamente italiani di grande qualità, in quanto si sentivano prima ovviamente friulani, anche se non avevano portato a termine l'evoluzione che ha condotto l'antipopolo a diventare nazione nell'Ottocento, ma sono stati italiani eccellenti all'interno dello Stato austriaco, perché era facile essere italiani in uno Stato dove c'erano decine di milioni. Qui gli italiani erano un'infima minoranza, si sono comportati sempre bene da italiani, ricordando di essere italiani. Faccio tanto per ricordare che la toponomastica Gorizia alla vigilia della guerra era totalmente italiana, con ben 2 teatri verdi. Certo, una cosa molto importante questa da sottolineare, perché si parla tanto ma non si dice la verità, no? No, non si dice la verità. Io spero che più che non dire la verità, si ignori la verità, ecco, che sia più un fatto di crassa ignoranza, di mancanza di conoscenza, che di cattiveria. Senta, è brutto a dirlo, ma probabilmente queste celebrazioni servono solo per ingrassare qualcuno, perché, diciamo così, ha bisogno di farsi, come si dice, capanna all'interno della sua pancia, dimenticando forse quello che è la vera storia del territorio. Ma certamente, io credo che il 90% dei soldi che vengono erogati per queste celebrazioni siano dei soldi totalmente sprecati. Solo quelli che sono impiegati per la ricerca hanno un senso, il resto è tutto sprecato, e con questo noi ci ricordiamo che si spenderanno anche 800.000 euro, ho sentito, non so se sia vero, per dare delle medaglie a 400.000 ex combattenti. Non è perché sono ex combattenti italiani, ma chi le diamo, quando le diamo, come le diamo. Quando si negano 10-15.000 euro a delle associazioni che fanno ricerca in maniera seria, in maniera seria, e ricerche che rimangono, e ricerche che in fin dei conti aiutano anche chi dirige a conoscere realtà che forse non conoscono. Ma forse mi permette di sottolineare, non voglio essere cattivo, ma lei sa che il voyeurismo a me non mi si addice. Forse qualcuno neanche non sa esattamente cosa è successo in quegli anni. Ma io non vorrei fare dei questionari e sottoporli soprattutto a chi dirige, ma probabilmente avremmo delle tragiche conferme di questi sospetti. Tanto per dire, anni fa a un corso di aggiornamento, quando insegnavo a Gradisca, parlammo di queste cose con un insegnante che era docente di storia contemporanea a un'università a noi qui vicina, e il signore disse a me che si sente subito che sono di sentimenti anti-italiani, al che altri 5-6 professori gli spiegarono con bibliografia alla mano che non era così e che probabilmente lui doveva farsi un breve ripasso di storia.
pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina.